ripeto e saluto la sindaca di Vittorio Veneto, che spero di incontrare il più presto, non toccheremo mai il pronto soccorso di Vittorio Veneto, anzi quando troveremo finalmente il personale andremo anche addirittura a rinforzarlo. Smorza preoccupazioni ed eventuali polemiche il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. All'orizzonte non c'è alcun ridimensionamento né tantomeno la scomparsa del pronto soccorso di Vittorio Veneto, perlomeno nelle intenzioni, perché sono intenzioni che devono scontrarsi con una carenza di organico. Visto purtroppo il periodo dove le aggressioni ai medici e agli infermieri stanno aumentando, allora noi non tocchiamo i pronto soccorsi, ma la raccomandazione alla gente: abbiate pazienza perché queste persone stanno lavorando per voi. È una questione di trovare il personale, perché adesso la sera chiude. No, il pronto soccorso di Vittorio Veneto non chiude neanche la sera, è un medico solo, ovviamente, che non possiamo potenziarlo perché non li troviamo, ma comunque non sta chiudendo e non lo chiuderemo mai. Altra questione sensibile per la sanità vittoriese è quella del punto nascite, questo sì chiuso. I parti avvengono altrove, a Pordenone ad esempio, con la singolare conseguenza di veneti che nascono in Friuli. Devo dire che nel 2019 arrivavamo a Vittorio scarsamente a 100 parti, ma le posso anche dire che tanti vanno anche a Conegliano di Vittorio a partorire, perché i flussi che ho io dimostrano questo. Tenga conto che è arrivato un bravissimo primario giovane a Conegliano che si sta dando molto da fare, che oltretutto a Conegliano le mamme vanno a partorire in un ambiente di sicurezza, perché meno di 100 parti all'anno vuol dire che le ostetriche non facevano neanche un parto al giorno, quindi rischio anche per la mamma. Che rischio? Se l'ostetrica non continua a mantenere la manualità potrebbe essere rischiosa per la mamma, ma anche per l'ostetrica stessa, perché c'è un rischio clinico.